Noi non abbiamo nulla contro l'esercito, però assolutamente viviamo l'esperienza di Verona, di Padova e di altre realtà dove assolutamente l'impiego dell'esercito non è la soluzione. Se poi vogliamo ovviamente vendere un prodotto che non c'è, va bene qualsiasi cosa. L'esercito è pronto, i lagunari sono a disposizione della città, ma i politici si dividono, la polemica si infiamma e continuano le proteste. I soldati dovrebbero controllare assieme alle forze dell'ordine le strade della città. Una maggiore sicurezza per i cittadini, tuonano i ministri La Russa e Maroni. Non servono a nulla, replicano invece alcuni amministratori come Romano Tiozzo, sindaco di Chioggia, Marco Sarto, primo cittadino di Caorle e Michele Carpinetti di Mira. Per Francesco Calzavara, sindaco di Jesolo, qualsiasi forma di aiuto è ben accetta, ma questa sorta di sicurezza last minute non convince. A manifestare il proprio dissenso sono anche i sindacati di polizia. L'esercito non è la soluzione, in quanto soprattutto per quanto riguarda Venezia, la lotta ai Vucompra, servono ovviamente ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, una qualifica che i militari non hanno e non avranno mai. Non possono agire, i soldati devono per forza essere affiancati ad un operatore di polizia. Insomma, ci dice, un cane che si morde la coda. Le vostre richieste quali sarebbero? Ma le nostre richieste possono essere solamente se l'esercito arriva, ben venga, che venga utilizzato esclusivamente nelle vigilanze fisse, recuperando ovviamente il personale oggi adibito a questo tipo di attività per il servizio ovviamente di controllo del territorio. Per ogni obiettivo sensibile, ci dice Berentan, ci vogliono almeno 15 soldati, ne arriveranno 30, un sostegno che servirà continua a ben poco. Ma poi rimane la più grande rabbia, tagliano i fondi e cercano soluzioni che suonano come palliativi.